Buonasera da Venezia e benvenuti all'edicola della Mostra del Cinema. Vediamo subito i titoli dei quotidiani di domani, martedì 6 settembre. Come sapete, molti giurati sono sottoposti a dei tour de force, si addormentano durante le proiezioni e vediamo il giorno che appunto su questo argomento dice: ennesima proiezione speciale di I Queen Wansu, il film Viva l'amore, Vive l'amour, per alcuni membri della giuria. Il titolo è Telefono amico, perché i provvidenziali squilli di un cellulare evitano di ricorrere ad ulteriori proiezioni appunto per i membri della giuria. Il Corriere della Sera ha un titolo rassicurante: grazie alla prima vittoria del Milan in campionato il Presidente del Consiglio tranquillizza i contribuenti. Berlusconi, niente tasse è il titolo. Qui in basso invece vediamo la dichiarazione del Presidente della Repubblica Scalfaro, che rivolgendosi ai giovani ha detto: il cinema come la vita racconta la verità ma anche la menzogna. Passiamo al Sole 24 Ore, il quotidiano economico. Si è concluso il vertice a Cernobbio e la comunità europea dà un ultimatum all'Italia. Il titolo: chi c'è, c'è. Ma importante qui è il grafico che il quotidiano economico dà sulla mostra del cinema per capire appunto l'andamento della rassegna. Veniamo alla Repubblica, il quotidiano diretto da Scalfari. Il titolo a tutta pagina: Maroni, rottura in vista. Il ministro dell'Interno prende le distanze da Bossi e precisa: sono stato invitato a vedere la genesi di Ermanno Olmi. Qui di spalla il fondo di Giorgio Bocca, quando i registi facevano il cinema, e poi l'ultimo dei sondaggi di Gianni Pilo. Il titolo: italiani favorevoli. Oltre l'84% dei pensionati, secondo Pilo, vuole il rinvio dei tagli appunto all'INPS. Rapidamente l'Eco di Bergamo. Abbiamo parlato di Ermanno Olmi. Alla mostra internazionale del cinema c'è un riconoscimento, il premio Valmarana, che viene assegnato al regista bergamasco. Il titolo è U di Nost, la Ciappatù Premio, è appunto la titolazione dell'Eco di Bergamo. Il Messaggero, quotidiano di Roma, che riprende la drammatica vicenda di Alessandro Haber, l'attore che, come sapete, pur invitato, si è dovuto pagare tutto quanto, e accertatosi ieri che un party era realmente una festa gratuita, pare abbia assaltato il buffet. Titolo: Alessandro Magna e Storace afferma: c'è chi l'ha visto uscire con un grosso pezzo di parmigiano sotto il braccio. Poi particolari anche di alcune bottiglie di acqua minerale. Pane e Volpe, il settimanale satirico di area cattolica, vede Rocco Buttiglione e Rocchetta della Lega Nord, che si è appunto staccato. Il titolo è Rock and Roll. Complimenti a Pane e Volpe. Il Gazzettino, quotidiano veneto: mostra di Venezia, i vigili lo sorprendono al Lido mentre si ispira. Chi era costui? Per il cinema era un soggettista, di professione invece faceva l'invalido. Quindi si ripropone drammaticamente la vicenda dei soggettisti italiani. Qui invece una notizia rassicurante: il sorridente Rondi, il presidente, dice ancora una buona notizia. Passiamo al Secolo, il quotidiano di Alleanza Nazionale. Il titolo a tutta pagina: Ombre rosse. Nei film della mostra del cinema trionfa l'agonizzante retorica post-sessantottarda e Maurizio Gasparri dice perentorio: li spazzeremo via tutti. Qui invece di spalla, a fondo pagina, il fondo di Teodoro Bontempo, Il cerchio di fuoco. Chiaro il riferimento al film di Gianni Amelio. La voce di Ferrara, anche qui forse si parla della proiezione, l'ulteriore proiezione che c'è stata dell'America, e il titolo di Ferrara appunto la voce di Ferrara è Sobillatori. Andiamo al Popolo, il quotidiano dei popolari. Come sapete Buttiglione apre verso il PDS probabilmente. Il titolo è Un Buttiglione aperto. Lo vediamo sorridente con un catenaccio che dice, un sommario: il Partito Popolare si pone al centro di qualsiasi alleanza possibile. Vediamo invece cosa dice Rosy Bindi sulla proiezione del film Before the Rain. Malizia e regole democratiche è il titolo del suo intervento. La voce di Montanelli, vediamo Berlusconi vestito da Publio Fiori. Il titolo è Via vai, e invece Indro Montanelli, il direttore, ha un fondo che ancora si riferisce all'America di Gianni Amelio. Il titolo è Emiri ed emigranti.
Il Giornale diretto da Feltri, un titolo a 9 colonne, lo vediamo subito: Berlusconi, lasciateci lavorare. Il Presidente del Consiglio, dopo aver trascorso il weekend con la famiglia, iniziando una nuova settimana di lavoro, ha così esclamato di fronte ai giornalisti in attesa: chi ben comincia è alla metà dell'opera. Poi Franco Zeffirelli, nel suo consueto intervento da Venezia sul panorama del cinema italiano, ha un titolo: Lapidateli tutti. L'Unità. Anche questa sera purtroppo al momento in cui stiamo andando in onda non sono stati trovati i titoli giusti, le parole giuste per la presa di posizione del PDS su questa giornata politicamente molto rilevante, mentre l'Umanità ha le idee chiare e, parafrasando il titolo del prossimo libro di Achille Occhetto, dice: il sentimento e /o la ragione. Qui in basso invece l'ex ministro Vizzini, con il suo Dalla parte dei più deboli, fa il punto sul film di Gianni Amelio. Vediamo al quotidiano arabo Al-Arab, che rapidamente dice: se chi non vuole venire alla mostra del cinema, parlando appunto della conferenza sulla popolazione, si prenda una pillola contro i festival. E poi chiudiamo con il Manifesto che, mostrandoci Rocco Buttiglione con D'Alema, Salvi e Violante, ha questo titolo: Rocco e i suoi fratelli. Ci vediamo domani sera dopo la pallanuoto verso le 23:50. Grazie, da Venezia è tutto.